La settimana santa cianciana partecipate dalla comunità alle rappresentazioni del Venerdì Santo, il servizio di Gaetano Ravanà. È una rivisitazione della passione e morte di Gesù Cristo che affonda le sue radici nei secoli. Già nell'Ottocento gli eventi della tradizione venivano raccontati dallo studioso palermitano Giuseppe Pitrè, che ne descriveva gli aspetti del dramma sacro dell'opera di Filippo Orioles. Tutt'oggi la manifestazione del Venerdì Santo di Cianciana viene riproposta nella sua interezza, dal centro storico al Calvario, dove centinaia e centinaia di attori non professionisti si alternano nella mattinata del venerdì al seguito di Gesù che porta la pesante croce di legno e la sera dietro al fercolo del Cristo morto che rientra in chiesa. Si tratta di momenti di fede e di religiosità popolare che coinvolgono tutto il paese che viaggia al seguito di Gesù, con migliaia di fedeli e visitatori commossi e tristi lungo tutto il percorso processionale nella salita al Calvario, nel magnifico scenario del quartiere più alto della cittadina. Un impegno che dura mesi. Tutti gli attori, tra personaggi, comparse, tecnici e servizio d'ordine, sono impegnati nella recitazione e nella rappresentazione della passione e morte di Gesù Cristo, promossa dall'Associazione Ciancianese Settimana Santa, diretta da alcuni decenni da Gerlando D'Angelo nell'impegno annuale che dura diversi mesi. I personaggi biblici ieri sera sono stati protagonisti nei momenti del tradimento di Giuda, nel rinnegamento di Pietro, nel Sinedrio e venerdì nella flagellazione, la condanna, la Via Crucis, crocifissione, processione con l'urna dei simulacri di Cristo morto e della dolorata con deposizione. I momenti più toccanti sono stati quelli dell'ascesa al Calvario di Gesù con la croce che lo fa crollare sulle pietre della salita, frustato dai soldati romani. I pregevoli costumi d'epoca, frutto del meticoloso lavoro delle sarte, fanno rivivere la Gerusalemme di 2000 anni fa. Tutte le famiglie della città sono coinvolte nell'evento. La recita del dramma sacro si rifà ai testi dei 4 Vangeli. A Cianciana, per questo Venerdì Santo, sono arrivati da ogni angolo della Sicilia e perfino da altre regioni per assistere a una rappresentazione sacra che è una delle migliori della Sicilia.